Ancora una volta ci siamo ritrovati qua a Solferino, tantissima gente, è il record come numero di persone registrate e poi ci sono 54 paesi presenti quest'anno, poi abbiamo il presidente del Comitato Internazionale, il segretario generale della Federazione Internazionale, tantissimi ospiti però venuti qua per un motivo importante. Qui è nata un'idea che ha cambiato il mondo, qui è nata un'idea che comunque ancora oggi è assolutamente preziosa in tutti i contesti dove l'uomo soffre. Allora questo spirito di gioia ci accompagna perché poi ci dà l'energia per lavorare tutti i giorni a fianco di chi si trova in condizione di vulnerabilità. Henri Dunant era un visionario, disse che le guerre sarebbero diventate sempre più pericolose, sempre più feroci. Oggi il mondo vive sotto una grande minaccia, allora anche con questo spirito gioioso comunque vogliamo ricordare a tutti, prima di tutto al nostro governo, che la minaccia nucleare è qualcosa che deve essere combattuta e l'invito è quello a sottoscrivere il trattato per il disarmo globale delle armi nucleari, il bando totale di quest'arma di distruzione di massa. Il movimento della Croce Rossa si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute. Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. Il movimento è indipendente. Le società nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del movimento. Per Solferino oggi è un grande giorno, anche perché abbiamo conferito la cittadinanza onoraria al Comitato Internazionale di Croce Rossa. Abbiamo unito Solferino, il ricordo di Henri Dunant, con tutti i volontari che partecipano e che spendono la loro opera dove serve. Grazie, perché grazie a voi volontari che la Croce va avanti. Non è un caso, secondo me, che questa partecipazione così numerosa segua un anno così impegnativo per la Croce Rossa italiana. Il primo pensiero ovviamente va a tutte le volontarie e i volontari che negli ultimi mesi hanno affrontato questo terribile terremoto e sono ancora là. È stata una risposta straordinaria. Il pensiero qua va a Gabriele, il nostro volontario che abbiamo perso a Rigopiano. This was a battlefield, it was a place of sacrifice. The spirit of Solferino has touched so many hearts across the world. And even from outside of the world, in the Pacific, we know this place. And we appreciate the spirit that you have spread across the world. And now in the Pacific, we treasure that and we use it in every work that we do in the field of humanitarian work. If you want to see the power of humanity, you come to Solferino. Se si vuole vedere il potere dell'umanità si deve venire a Solferino. Because we're here in a place which used to be a battlefield and nobody remember who were the soldiers, nobody remember who were the generals, but everybody remember who was Henri Dunant. Con Solferino è anche nato il diritto internazionale umanitario, che si prefigge di proteggere le vittime militari e civili del conflitto armati, ed è sempre a Solferino che è nata la volontà di intervenire anche in aiuto delle vittime delle catastrofi naturali e delle persone in situazioni di fragilità e che vivono ai margini della nostra società. Possiamo fare
anche di meglio, io